Nuovo appuntamento con l'Erasmus 2024 qui presso lo Spazio Temenos con tanti relatori. Ecco, un anno intenso di attività, se ce ne vuole parlare, Sì, assolutamente. Oggi abbiamo il dovere di celebrare l'Erasmus Day che si celebra per questa settimana in tutta Europa ed è un momento molto importante per noi del Liceo Leonardo che abbiamo fatto del progetto Erasmus uno dei pilastri della nostra attività formativa, un progetto che sicuramente dà ai ragazzi l'opportunità di proiettarsi in un contesto europeo e quindi dà loro è come se imponesse loro di avere una mentalità diciamo aperta e globale per approcciarsi ovviamente ai percorsi che li aspettano sia dal punto di vista formativo che personale, perché i nostri ragazzi oggi sono proiettati a lavorare o studiare all'estero e questo, la partecipazione a un progetto Erasmus è sicuramente una partecipazione che consente loro di acquisire delle competenze che sono innanzitutto quelle linguistiche, ma anche in termini di approccio culturale, capacità di operare in contesti multiculturali, quel senso di appartenenza all'Europa, ma anche quel senso di responsabilità verso determinate tematiche che loro affrontano all'interno dei progetti Erasmus, tematiche che fanno riferimento alle tecnologie digitali, all'intelligenza artificiale, fanno riferimento alle pari opportunità, ai diritti umani, ma anche tematiche importanti quali la legalità, il clima. Quindi diciamo sono tutte tematiche attraverso le quali noi li veicoliamo affinché essi possano sentirsi sempre più cittadini europei quindi con una mentalità assolutamente aperta e globale, per questo noi li vogliamo formare in questa direzione. in quali paesi andranno i ragazzi? Ma i ragazzi già sono stati perché il progetto Erasmus già come dire, è incardinato nel nostro liceo da più anni, quindi hanno visitato paesi quali la Turchia, la Spagna, il Portogallo, la Germania, l'Irlanda, la Turchia, l'Ungheria, la Grecia, tantissimi paesi e tanti ancora ne andranno a visitare perché ne abbiamo anche altri in progress, quindi diciamo che sono delle opportunità come dicevo, assolutamente eccezionali per i ragazzi del Leonardo, perché il progetto Erasmus appunto non è un indirizzo che si chiede e si ottiene, è un progetto che richiede tanto lavoro qualificato che un gruppo di insegnanti porta avanti, ovviamente sotto il mio coordinamento, ma richiede anche delle ottime competenze da parte dei nostri allievi e sono competenze che noi troviamo sempre perché i nostri allievi sono davvero pregevoli.